Ci troviamo nell'ameno Parco di San Giuliano per intervistare Andrea Mazzon, detto l'intellettuale, cioè detto da noi l'intellettuale, ma da oggi per tutti l'intellettuale. Ci troviamo qui per fargli delle domande e sentire il suo racconto, il suo ricordo di Davide Ancilotto. È difficilissimo per me parlare di Davide, mi fa veramente male, perché così è un bambino, cioè lo ricordo bambino che ha iniziato, ricordo il suo primo allenamento, insomma è così una sensazione, più che un ricordo materiale, è un ricordo direi epidermico, no? Di odori, di- di affetto, di sensazioni, è una cosa strana. Poi è chiaro che bisogna essere anche, voglio dire, onesti e non ipocriti, nel senso che è evidente che quando un ragazzo così giovane muore, manca, molte cose vengono enfatizzate e molti ricordi ritornano, no, prorompenti dentro di noi. Ricordo niente, un ragazzo solare, un ragazzo che ai primi allenamenti sfortuna dei compagni, passava la palla in faccia ai compagni che non capivano i suoi passaggi, faceva cose che, che rappresentavano il talento di questo ragazzo già dal primo giorno si vedeva veramente che c'era qualcosa di diverso in lui per questo gioco e quindi questo è il vero primo ricordo, sono i primi allenamenti, realmente i passaggi che faceva. Ecco, da allenatore ricordo fondamentalmente questo. Poi da uomo, da persona che l'ha portato in palestra, ho altri ricordi che sono molto più profondi, molto più difficili così da raccontare. Tu sei stato il suo primo allenatore? Mhm. E, che rapporto hai avuto con Davide? Ma che rapporto, il rapporto che si ha con un ragazzino di 14-15 anni, quindi di, come dire, tra virgolette padre padrone ed allenatore, essendo sempre stato anche con i ragazzini molto esigente, quindi così anche molto duro con lui, però è un qualcosa di... Devo dire che quel gruppo di ragazzi, tutto quel gruppo di ragazzi del 74, erano dei ragazzi particolari, positivi, che accettavano anche le imposizioni perché forse venivano date con il cuore, no? E quindi lui stesso accettava questo con grande serenità. Il rapporto adesso, ripeto, magari un po' mediato da tutto quello da come mi manca questo ragazzo, però un affetto vero come ho avuto per tutti quel gruppo di quei ragazzi là, non solo per lui, insomma, c'è qualcosa di veramente di voler bene a questi giocatori. Se si può tradurre anche in senso tecnico, in che cosa consisteva quel talento che hai nominato di Davide rispetto alle peculiarità di altri atleti? Che cosa aveva di speciale? Ma gli atleti in genere degli sport di squadra hanno delle caratteristiche che li porta a fare certe cose. Però nella pallacanestro la più grande caratteristica è quella di riuscire a vedere le cose un po' prima. E quindi un esempio classico che tante volte faccio, che sembra una cretinata, è che per noi questo è un secondo, no? Questo vale un secondo. Se però noi fossimo una zanzara, sarebbe questo un secondo. E quindi un atleta molto forte riesce a spezzare il secondo in 10 parti e quindi per lui un secondo è un minuto per me o per te. E per un atleta invece meno bravo, comunque che non è così talentuoso, il secondo è un attimo di ansia o di fretta. Per un campione il secondo è un attimo in cui vabbè, un secondo, decido cosa fare. Questa è la vera differenza rispetto a un giocatore molto forte e un giocatore normale. Per il terzo anno consecutivo creiamo questo evento Foranci, quest'anno sarà il 27 giugno, che è interamente dedicato a Davide. Che cosa dobbiamo continuare a portare avanti che lui rappresentava e che possiamo trasmettere anche ai giovani che non l'hanno conosciuto? Ma dedizione, passione, gioia di vivere e amore per questo gioco, cioè proprio un amore viscerale. Questa è una cosa
amore per la competizione, per mettersi sempre in competizione con chiunque, però senza presunzione, come dire, senza naso alto, no? Proprio la competizione per dire ok, ci voglio riuscire, però ridendo. Questa è una cosa che fa fare anche ai ragazzi che ci sono adesso, anche ai giovani che possono giocare in qualunque, voglio dire, squadra adesso siamo qui nella provincia di Venezia, riuscire comunque a farcela, però con una serenità di base, di dire ok, alla sera io ho dato tutto, poi insomma se ci riesco bene, però comunque ho spinto me stesso oltre quel limite. E lui, secondo me, spingeva se stesso oltre il limite ridendo. E purtroppo non è una cosa comune, è una cosa ed è anche una cosa che forse non va allenata, perché devi averla dentro, però sicuramente andava a toccare qualcosa dentro di sé che molti di noi abbiamo, però non sappiamo di averla, ecco. Le persone che ho incontrato, che ho avuto la fortuna di conoscere, che sono state molto legate a Davide, dicono di sentirlo comunque, nonostante non sia fisicamente con noi. Ti capita? Ma devo... certo, cioè, è logico che, ripeto, senza voler fare delle cose strappalacrime, ma è evidente che se un ragazzo così giovane muore giocando, è chiaro che tante cose ti tornano molto di più, perché c'è un rinforzo che è inevitabile, ineluttabile. No, più che altro mi capitano alcune cose così di ricordarle. Spesso riguardo delle cassette sue quando giocava, mi capita questo sicuramente, e voglio dire almeno una volta al mese o 2 mesi, così vado al cimitero a salutarlo, questo sicuro. Ok, che cosa puoi dire alle persone che vogliamo invitare con noi a questa manifestazione per continuare a portare avanti alto il nome di Davide? Cosa voglio dire? Che questo è difficilissimo, cioè voglio dire che dovrebbero capire cosa si prova a perdere una persona come lui, quindi solo perché si è perso una persona così, solo perché si è avuto la fortuna di averlo, un genitore, un amico, chiaramente un genitore è una tragedia, però solo per questo bisogna continuare a farlo, perché perdere una cosa così è enorme. Quindi per continuare una strada è giusto ricordare Davide e cercare di far capire a tutti che Davide non è solo Davide Ancillotto, ma è una rappresentazione di un ragazzo che è morto in un campo, che possa essere basket o calcio o pallavolo, però è morto lì e quindi ha fatto qualcosa di più, è come se uno si fosse sacrificato per tutti. Non voglio andare nel metafisico, però è come un simbolo, un Gesù Cristo detto da un ateo, voglio dire, no? Quindi voglio dire, non lo dico sereno, è tra virgolette un Gesù dello sport, ecco, questo. Va bene. Spero di essere abbastanza chiaro, anche se magari è un po' contorto. Vuoi aggiungere qualcosa per me? Va bene. No. Grazie mille. Grazie a voi.